Sono venuto fuori e ho fatto quel che ho potuto fare. Ormai era già morto. Ho preso una coperta perché mi pareva che ci avesse freddo. Così la signora Rosetta ha raccontato quei momenti drammatici quando ha trovato Angelo Pescador, 75 anni, a terra. Tutto è accaduto intorno alle 6 del mattino. L'anziano, che vive da solo in casa, ha acceso il fornello della cucina, poi probabilmente per scaldarsi ha dato fuoco alla legna della stufa utilizzando del liquido infiammabile. In un attimo si è consumata la tragedia. Forse un ritorno di fiamma lo ha colpito. Lui era, Ho tirato già fuori, morto. era ancora un po' di Non si muoveva, proprio non respirava più. Avete subito chiamato ovviamente. Lui Abbiamo chiamava. chiamato tutti perché Lui chiama chiamava uno, per chiama telefono l'altro, tutti, dopo sono io arrivati sono andato tutti dentro, ho insieme. preso Sul posto i medici del SUAM 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dell'anziano, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Conegliano. Com'era il signor Angelo? Era una persona tranquilla, ristretta nella sua casa, aveva amicizia con poca gente, con me e altri, se serviva qualcosa, ma era per conto suo una persona tranquilla. Ogni tanto la signora Rosetta gli portava da mangiare, qualche chiacchiera. Lui amava, ci dicono, vivere nella sua casa ed essere autonomo. Aveva una sorella ed un nipote. Era una brava persona. Mi diceva appunto abitava da solo. Sì, sì, sì. Non aveva nessun familiare? Sì, una sorella e un nipote. Altro non so. Una tragedia quella che è avvenuta. Sì, sì, mi dispiace tanto.